take me. Con due dita, avete visto che con due dita due mi perde equilibrio? Scegli tu un oggetto da prendere in mano, quello che vuoi. Prendiamo. Lisa te la dà volentieri, vai. Fai la stessa cosa, stai bello dritto, qua con la mano, osservate, vai. Con niente cosa succede? Con due dita ancora lo faccio cadere. Adesso ci gioco io, aspettate. Vai, facciamo la stessa cosa, vai. Sì, vai. Basta perché aia, mi sto facendo malissimo. Cosa succede? Guardate la sua faccia. Guarda, mi sono fatta male. Cos'è successo? Come ha imparato il trucco, ma interazionale. Adesso lo frego io, notate. Via. Ha imparato il trucco. Allora adesso dovrebbe essere ancora più solido di prima. Tieni. Vai, fai la stessa cosa. Vado? Non avevi imparato il trucco? Scusa? Devo perfezionare. Ma guarda notate la terza volta, io ho ancora il segno delle dita, delle unghie. Perché? Scusa? Non lo so. Mi dici? Non lo so. Cosa è successo però? Cosa hai sentito? Da parte mia una maggiore resistenza al suono. Lo volevi o è successo? No, lo volevo. Sempre lo volevi? Una quercia radicata? È solida, è stabile. Allora ragazzi, è scientifico che esiste un wireless? Cioè se ci danno la password in un hotel che ha il wifi, possiamo connetterci? È fantascienza o è magamago? O è reale? È reale, ok. Quindi gli eteri passano dei dati. Secondo voi il pensiero è energia? La quarta volta ho pensato a una spiga, perché la vostra mente razionale potrebbe dire ovvio, la terza volta se lo aspetta, quindi è normale che succeda. Allora la quarta volta dovrebbe essere ancora più solido, giusto? Siete d'accordo? Invece la quarta volta ho pensato a una spiga. Com'è la spiga? Caduca, cioè nel senso è in balia del vento. Perché vi ho fatto questo esempio? Perché esiste un wireless. Chi sente? Cioè se vicino a voi c'è una persona negativa, secondo voi si sente? Si sente energeticamente se c'è qualcuno che è un vampiro di energia? Se c'è qualcuno che non crede in qualcosa e tira indietro, si sente? Lo noto quando faccio i coaching, che è pazzesco. Non so se magari qualcuno si occupa di setting psicologico. Se tu credi che una persona riesce a portare alla soluzione, questo secondo voi agevola il fatto che la persona, grazie Zaffiro, che la persona arrivi alla soluzione? Vi chiedo, se ci credi, passa via wireless questo. Quindi cosa c'entra questo? C'entra perché veramente vi chiedo di avere un wireless come super attivo oggi.